Conquistavano la fiducia degli anziani suonando alle loro porte, dicendo di essere medici dell'INPS venuti a verificare i requisiti per un probabile aumento della pensione. Con questo subdolo raggiro entravano nelle case e rubavano, lasciando le vittime avvilite e mortificate. Almeno 4 i colpi contestati ad una banda senza scrupoli di truffatori: 2 uomini, Cosmo Puleio di 52 anni, Francesco Catra di 35 e una donna, Soleima Floriani di 31 anni. Tutti pluripregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri di Este. Agivano sempre allo stesso modo. Si qualificavano come falsi medici per carpire la fiducia degli anziani. Di seguito entravano all'interno delle abitazioni mentre uno li distraeva l'anziano, gli altri complici provvedevano a fare, rovistare l'interno delle abitazioni ed asportare denaro e oggetti preziosi. 3 i colpi messi a segno nel Padovano tra marzo e aprile, a Barbona, Conselve e Tribano, un tentato raggiro a Rossano Veneto. Qui la signora ultraottantenne ha capito di essere una preda di truffatori e li ha messi in fuga urlando. A Barbona invece la vittima aveva più di 90 anni, ma nessuno scrupolo di coscienza ha fermato i 3 che l'hanno derubata di gioielli e poche centinaia di euro. Fondamentale per arrestare i 3 malviventi sono state le testimonianze dei vicini di casa degli anziani, che hanno segnalato ai carabinieri una Ford Focus utilizzata per i colpi. I militari in questi mesi d'estate danno alcuni consigli agli anziani per evitare di essere truffati. Assolutamente non devono aprire a nessuno, e la prima cosa da fare, se si tratta di uno sconosciuto, informare o le forze di polizia o ancor meglio i propri congiunti prontamente reperibili, o addirittura il vicino di casa. Qui parliamo, come vi dicevo, di un'ottima sinergia di aiuto che abbiamo avuto dai cittadini residenti vicino agli anziani, che hanno segnalato la targa della macchina, a seguito della quale poi abbiamo potuto costruire un'indagine produttiva.